un problema che si presenta in maniera quasi assurda, dei massi che cadono, che vanno messi certamente in sicurezza, si deve mettere in sicurezza la strada, si deve permettere ai cittadini di transitare in maniera sicura, ma non si può chiudere una bretella così importante impedendo a centinaia, a migliaia di cittadini di poter andare a casa, al lavoro e in ospedale in tempi adeguati, in tempi normali. L'intervento deve essere immediato, si toglie il pericolo e se poi ci sarà la volontà, io mi auguro che ci sia la volontà di mettere in sicurezza il costone, si deve poter fare, altrimenti questo non ha significato. È una situazione sia sotto l'aspetto economico ma anche sotto l'aspetto sanitario, perché per raggiungere l'ospedale San Giovanni di Dio si deve almeno perdere almeno 40 minuti di tempo in più. Per non parlare che l'unica strada di accesso per la città di Agrigento di un comprensorio di 35.000 abitanti, quindi la mattina alle 7, 7 e mezzo ci sono chilometri e chilometri di file di macchine, quindi il tempo che si perde è molto di più di 40 minuti. Finalmente la Regione ha trovato le risorse finanziarie, corre l'obbligo di ringraziare l'assessore Falcone per la tempestività, perché in meno di 15 giorni ci permetterà di avere le risorse finanziarie e mettere in sicurezza il costone roccioso per aprire la strada. Io sto andando a fare l'esposto e su dove? Non è possibile chiudere la strada con 6 paesi per niente, si può benissimo fare, si può chiudere mezza carreggiata e si può aprire perfettamente, non è possibile. C'è un'attività, 6 paesi e siamo tutti bloccati per un abuso, perché secondo me è un abuso. Quindi gli organi tecnici, la politica dov'è? Il comune di Agrigento dov'è? Grazie signori.